Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Quella di oggi è una puntata tutta dedicata alle stelle e alla salute. Beh, è un connubio un po' strano, direte voi, invece non è così. Vi spiego subito perché. Perché dovete sapere che per diventare dei numeri uno bisogna prima di tutto avere l'energia giusta, per cui è fondamentale stare in salute. Allora oggi inizieremo un viaggio per diventare amici del nostro fegato, scopriremo un'associazione di grande valore insieme al professor Gaetano Ideo, epatologo e presidente del comitato scientifico FADE. Buonasera. Buonasera E benvenuto. Però abbiamo anche un ospite veramente d'eccezione, è la leggenda della pallacanestro ed è con noi Dino Meneghin. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oggi lei è presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Esattamente. Allora, però stasera siete qua insieme perché non solo, come ho detto, lei è un numero uno che ha avuto tutta l'energia giusta e ce l'ha fatta a realizzare i suoi sogni, ma anche perché lei ha sposato la causa della salute e da anni porta avanti importanti campagne. Allora, come mai lei ha deciso di unirsi al FADE? Beh, tramite l'amico comune che è il dottor Nicola Lotorto, che conosco da tantissimi anni e per caso ci siamo rincontrati dopo alcuni anni e mi ha spiegato di cosa si occupava, mi ha spiegato la tipologia del FADE, di cosa si occupava. Ho detto, ma ti andrebbe di collaborare con noi? Ho detto, ma ben venga, assolutamente. Da lì è nata la conoscenza, poi mi sono occupato, ho capito esattamente quanto sia importante fare attenzione a quelli che sono gli stili di vita, i comportamenti, soprattutto da parte dei giovani. E quindi ancora di più ho capito che il nostro fegato è importantissimo. Allora, per dare una mano nel mio piccolo a questa organizzazione mi sono reso disponibile per qualsiasi tipo di evento o quant'altro. Da lì è nata l'idea poi del libro e di cominciare a collaborare anche da questo punto di vista. Certo, lei ha detto nel suo piccolo, tanto piccolo non è perché lei l'ha detto all'inizio, è veramente una leggenda, il campione dei campioni per quanto riguarda il basket italiano. Ma adesso, prima di fare un viaggio nella sua storia, perché in questo fantastico libro lei ha veramente raccontato dal suo esordio fino ai giorni nostri, per cui dovrà veramente portarci in questa sua storia da sogno. Ma capiamo bene l'attività del FADE, allora un'associazione, ma il compito primario qual è? È una fondazione Amici dell'Epatologia che ha vari compiti. I più importanti sono quelli di fare formazione, di informare, perché in campo medico e soprattutto in campo epatologico ci sono molta ignoranza e scarsa conoscenza, anche perché il fegato è un organo abbastanza peculiare, diverso dagli altri organi, soprattutto perché difficilmente dà dei sintomi, quindi le persone magari sono molto malate di fegato e stanno benissimo, oppure hanno dei disturbi assolutamente aspecifici, e quindi dare informazione e poi fare della ricerca. E quindi sono eccezionali persone come Dino Meneghin che danno una mano, danno un aiuto per poter poi svolgere tutti questi vari compiti che sono certamente importanti. Certo, servono molti mezzi per andare avanti nella ricerca medica ed è giustissimo informare, perché a casa non lo sapete, come ha detto ora il professore, curare il fegato è importantissimo. Pensate che il nostro paese è purtroppo ai vertici della classifica europea, in prima posizione per la mortalità proprio a causa delle problematiche epatiche, per cui stiamo veramente attentissimi iniziando da giovani. Prendiamoci cura del fegato, tra poco scopriremo esattamente qual è il percorso giusto, ma io direi facciamo così, passo passo, facciamo come è stata la vostra storia, un po' di aneddoti della sua vita e un po' di cure. Allora andiamo così, partiamo. Io le vorrei chiedere un momento magico, allora l'esordio, da quando lei è entrato per la prima volta ad allenarsi ad alto livello con delle scarpe proprio sbagliate, però qui teneva tanto. Sì, beh, prima voglio premettere che il libro l'abbiamo scritto insieme a Flavio Vanetti, che è il giornalista del Corriere della Sera. Prefazione di Sandro Gamba, che è stato un mio grandissimo allenatore sia con il club che con la nazionale. L'esordio era il 63, quindi eravamo io, Garibaldi, Nino Bixio, eccetera. Allora sono stato a vedere una partita di basket fra scuole, sono sempre stato il più alto della classe, anche lì spuntavo di un bel po' dai miei coetanei. E fortuna volle che in quel tempo l'allenatore di una di queste scuole fosse anche l'allenatore delle giovanili della Ignis di Varese, squadra mitica. Ora mi vede così alto e mi dice: ma tu giochi a pallacanestro? E dicevo, no. Allora fammi vedere come corri. Io avevo anche il cappotto, perché in quella palestra maledetta faceva anche un freddo boia.
Allora corro 2 o 3 volte avanti per il campo e il prof dice va bene, ora facciamo che torni domani con tutta l'attrezzatura da basket, quindi con l'abbigliamento da basket e cominciamo a giocare, ad allenarci. Allora torno a casa e dico alla mia povera mamma domani bisogna comprare le scarpe perché domani devo cominciare a giocare a basket. E mia mamma fa ma cos'è il basket? Oddio, cominciamo bene qui. Allora lei si precipita giù in centro, mi compra questo bellissimo paio di scarpe rosse e io il giorno dopo mi presento come un fesso al primo allenamento della Ingis di Varese con le scarpette rosse che erano il simbolo del Simmental Milano, acerrimo nemico di Varese. Per cui è come se io mi fossi presentato al primo allenamento dell'Inter con la maglia del Milan. Per cui il prof mi guarda e dice no va bene, per tutto la prima cosa da fare è cambiare le scarpe. Dico, come cambiare le scarpe? Corri a piedi nudi per favore. Sì. E questo è stato il mio esordio, però io mi sono innamorato del basket proprio nel momento in cui ho messo il piede nella palestra. Mi sono innamorato della pallacanestro, proprio perché c'era questa confusione bellissima, tutti i ragazzi della stessa età, però tutti che erano partecipi e protagonisti, e quindi questo caos ordinato, come lo chiamo io, e che mi ha veramente dato un colpo al cuore. Ho detto questo è il mio sport, questo mi piace, mi diverte, è uno sport di gruppo, uno sport di squadra, si sta insieme, è molto istruttivo anche dal punto di vista del comportamento, e quindi impari a vivere insieme ai tuoi coetanei con diritti e doveri, stai a sentire quello che ti dice l'allenatore perché lì insegnarti a essere migliore. Quindi ho scelto il basket proprio per questo. Certo, ma poi tra l'altro è uno sport che fa innamorare. Lei ha parlato di caos ordinato, ma anche di educazione, rispetto che si impara, ma anche per il pubblico è così, perché bisogna imparare a seguire veramente questo sport che dà insegnamenti buoni. Non si è mai sentito per esempio parlare di violenza associata a partite di basket. Anch'io sono venuta a vedervi e veramente è un altro il clima che si respira. Si è tutti lì insieme, sì, c'è una tifoseria, ma si è compatti, e quindi questo è un segnale molto bello anche che lancia, sì, certo. che lancia questo sport. Diciamo che anche da noi intanto succede, ma è molto limitato anche perché il pubblico non è numeroso come quello del calcio, quindi molto più controllabile, e se qualcuno fa il fesso viene preso e buttato fuori dal palazzetto. Certo. Ecco. Per cui è uno sport proprio per famiglia. Certo, benissimo, per cui mi raccomando seguitelo. E adesso torniamo alla nostra salute, vediamo intanto qual è il simbolo del Fade, perché si vede un corpo di una persona attiva, sportiva, attraversato da un fegato rosso e da una freccia. Vuol dire che dobbiamo stare attenti da subito, perché come diceva lei possiamo essere colpiti senza neanche accorgercene. Allora iniziamo a sensibilizzare i ragazzi, iniziamo subito a dirgli che cosa non fare, perché oggi c'è uno stile di vita che inizia purtroppo prestissimo, in adolescenza, che proprio non va bene. Ma devo aggiungere anche prima dell'adolescenza. Oggi in Italia, non dico ci stiamo avvicinando alle metodologie americane, ma molti bambini in sovrappeso, ma anche piccoli, li cominciamo a vedere, soprattutto in certe parti d'Italia. E questo è un danno, perché forse molte persone non sanno che in Italia ci sono circa 10 milioni di persone che hanno il fegato grasso. Per un'alimentazione sbagliata, per poco sport, quindi le due cose fondamentali per mantenere un fegato sano al di fuori delle eventuali malattie virali o al di fuori dell'eccesso di alcol è proprio la cosiddetta steatosi non alcolica. Quindi ci sono fattori ereditari, una tendenza ad avere il colesterolo alto, i trigliceridi alti, eventualmente in famiglia delle persone con diabete come dicevo prima, un'alimentazione sbagliata. Troppi zuccheri, troppi grassi, guardare troppo la televisione, no? I bambinetti le 2, 3, 4 ore e la babysitter migliore questa televisione. Molto sbagliato. E si ritrovano a 20, 25, 30 anni con questo fegato grasso che in 20 anni può andare incontro alla cirrosi epatica, quindi malattia particolarmente seria. Quindi alimentazione giusta e sport. Ritornare alla vecchia dieta mediterranea che era la migliore dieta che adesso molti altri paesi cominciano finalmente ad imitare. Esatto. E noi invece ci copiano e noi invece andiamo in controtendenza indietro. e mangiamo le cose assolutamente sbagliate. Ma attenzione a quello che mangiate, ma attenzione veramente anche a quello che bevete. E allora il Fade promuove una campagna veramente molto bella che si chiama Più sport e meno alcol. Lei è uno dei testimonial. Allora l'alcol nei giovani proprio non va, l'alcol e lo sport. Lei da un grande sportivo, perché cosa limita? Insomma, uno sportivo quando beve cosa non riesce più a fare? Parliamo proprio di fatti, concretamente. Sicuramente meno reattivo, meno lucido, meno presente, più apatico, abulico, e penso quindi che sia la cosa peggiore da fare per un atleta.
Ma anche chi, vuol dire, io parlo dei professionisti, ma parlo anche di chi vuol fare veramente attività amatoriale, quindi il gioire, il godere della corsa, dell'andare in bicicletta, della passeggiata. Quindi io penso che sia proprio la cosa peggiore che si possa fare. Io sono veneto, mi piace bere il bicchiere di vino a tavola rosso quando mangio e basta, durante la giornata non mi bevo un litro di birra, la sera non mi rimpinzo di alcolici. Cioè, io penso che sia anche giusto godersi la tavola in una maniera intelligente, ma la cosa peggiore è che noi quando vediamo i telegiornali o leggiamo i giornali, vediamo che sempre più spesso ci sono questi incidenti stradali dettati e dovuti proprio all'eccesso di alcol, e la cosa più preoccupante è che vengono coinvolti sempre ragazzi sempre più giovani. Sì. Quindi questa piaga deve essere stroncata. Cioè, bisogna far capire ai nostri giovanotti, alle nostre ragazze, che si può assolutamente vivere bene, godere della vita, gioire dei piaceri che può offrire la vita, qualsiasi piacere, senza essere obnubilati da alcolici più o meno potenti. Quando si è proprio stonati, come dicono i ragazzi, con la testa piena di alcol, che vita è? Cosa ti godi? Non capisci più niente. Esatto, non è più e allora io voglio essere presente e attento su tutti i secondi della vita che mi passano davanti, e se posso fare questo anche praticando dello sport, qualsiasi tipo di sport, penso che la vita diventi ancora più allegra, ancora più piacevole e soprattutto ancora più costruttiva. Certo, e allora diamo un'informazione pratica, un bicchierino va bene, ma la dose giornaliera massima di vino, per esempio? Dipende innanzitutto dal sesso. Purtroppo per le donne sopportano molto meno l'alcol dell'uomo per un discorso proprio di metabolismo. Dipende dal peso delle persone, dall'altezza delle persone e anche, questo non lo possiamo sapere, dal metabolismo che è certamente diverso da persona a persona. In linea di massima c'è una grande diversità fra il bere, come diceva Dino Meneghin, mentre si sta mangiando in maniera ovviamente non troppo alcol, o a digiuno. Certo. È dannosissimo il digiuno, quindi i 2 bicchieri di vino al giorno in un uomo ha anche un vantaggio. Vino soprattutto rosso ha dei vantaggi perché sono delle sostanze antiossidanti che sono estremamente utili. E allora diciamo, bevete sì, un pochino, può essere anche salutare, fa bene, fa anche stare più allegri, ma poco, con moderatezza, 1 o 2 bicchieri al giorno è la dose giusta. E allora adesso un pochino di pubblicità, però poi Dino Meneghin e il professor Ideo rimangono con noi, continuiamo a scoprire il libro Passi da gigante, ma soprattutto continuiamo ad essere amici del nostro fegato. A tra pochissimo.